giornata vengano anche nominati i responsabili dell'attuale situazione. Se questa sera non si è andati al voto, c'è un responsabile politico e questo responsabile è Clodovaldo Ruffato. Il signor Clodovaldo Ruffato, il consigliere regionale Clodovaldo Ruffato, quest'oggi si è preso una responsabilità politica perché non si può dire che ci fosse documentazione. Lui ha chiuso il consiglio regionale, non ha fatto votare per 2 volte Stefano Valdegamberi e secondo noi non ha reso un servizio al popolo veneto oggi. Per cui un mese passerà, un mese di tempo almeno passerà, in questo mese di tempo i veneti si vedranno rubare 1.200.000 euro e i responsabili di questa situazione hanno un nome e cognome. Quest'oggi si può identificare come responsabile politico di questa situazione il signor Clodovaldo Ruffato. È giusto che lo sappiamo, che lo sappiate tutti e nei prossimi giorni ne daremo testimonianza scritta. Comunque, visto che siamo qui, questo non ferma l'esercizio democratico, semplicemente è un ritardo che comunque ci permetterà l'organizzazione anche in queste settimane di alcuni aspetti che poi ci vedranno partire molto più velocemente quando a settembre il Consiglio regionale sarà riconvocato per parlare di indipendenza del Veneto e per approvare l'indizione di questo referendum. Però ecco, da questo punto di vista diciamo pure che è stato un colpo di mano. Questo è stato un colpo di mano da parte del Consiglio regionale e in questo senso chi l'ha messo in pratica se ne assume la responsabilità politica che noi abbiamo il dovere di testimoniare a tutto il popolo veneto. Vi invito a restare informati in questi giorni perché comunque anche in agosto noi porteremo avanti questa campagna di informazione e ci struttureremo sempre di più. Grazie a tutti per essere stati presenti, non abbattetevi, ma siamo consapevoli che anche oggi abbiamo segnato una data importante. Non saranno questi colpi di mano e questa mancanza di rispetto della volontà democratica a fermare l'indipendenza del Veneto e affermare il diritto di decidere da parte dei cittadini veneti. Grazie a tutti per essere qui e viva l'indipendenza del Veneto e viva il plebiscito 2003. Indipendenza! Indipendenza! Indipendenza!